Buongiorno, benvenuti alla TG Sicilia. Le principali notizie. A Palermo è in corso l'interrogatorio del minorenne reo confesso dell'omicidio di Pietro De Luca. Il sedicenne deve convincere il GIP di essersi difeso da un'aggressione sessuale, ma gli investigatori non gli credono e anzi sospettano abbia avuto un complice. Ancora a Palermo, difficili le indagini sull'omicidio di Placido Barrile, freddato con 5 colpi d'arma da fuoco al viso in un quartiere, il CEP che non collabora e con la scena del crimine alterata. In corso nella prefettura del capoluogo il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza dopo questi omicidi e i colpi di Kalashnikov sulle vetrine di pub e negozi. Ma ancora quasi nessuno denuncia chi pretende il pizzo. A Mascalucia si riaccende il caso Martina Patti dopo il pentimento dell'infanticida e la richiesta di accedere alla giustizia riparativa per una riconciliazione familiare, no della procura e del padre della piccola Elena uccisa dalla compagna 4 anni fa, ma la richiesta fa discutere. Catania, la comunità carmelitana di San Giovanni la Punta sconvolta per la tragica fine di Suor Nadir. Si è tuffata in mare a Vaccarizzo per salvare una consorella ed è morta annegata. A Porto Empedocle preoccupazione e rabbia per i continui crolli nel centro storico. L'ultimo ieri è venuta giù la scala interna di una palazzina di 3 piani abitata. Ferito un uomo, una donna messa in salvo dai vigili del fuoco. Cinema, La banda muta, corto scritto e diretto da Alessia Bottone, ispirato a un racconto di Gaetano Savatteri, fa riflettere sul dolore, il silenzio e all'opposto il bisogno esasperato di apparire. Calcio, l'attesa per i play-off, il Palermo fa il pieno di entusiasmo al Barbera. Il Catania riprende domani ad allenarsi in vista del sorteggio di giovedì. Domenica l'esordio per entrambe. Dunque a Palermo c'è il sospetto della presenza di un complice del minorenne reo confesso nell'omicidio di Pietro De Luca. Il sedicenne, dicevamo, dovrà convincere il giudice delle indagini preliminari di essersi difeso da un'aggressione sessuale, ma da quanto risulta gli investigatori non gli credono. Manlio Viola. Compare il sospetto dell'esistenza di un complice nell'omicidio di Pietro De Luca, l'infermiere in pensione di 69 anni, assassinato a colpi di tubo nel suo casolare di via Buonpensiero, sulle sponde del fiume Oreto, da un giovane di 16 anni che ha confessato il delitto. Nel giorno in cui il ragazzo compare davanti al GIP Alessandra Puglisi, gli inquirenti parlano della possibilità che una seconda persona sia intervenuta quel giorno nella casa della vittima, una persona che potrebbe aver aiutato il giovane a spostare il cadavere e magari a ricostruire diversamente la scena e che lo avrebbe poi convinto a costituirsi. Il minorenne insiste sulla sua versione dei fatti, racconta di essere stato invitato dal vicino di casa per un bicchiere d'acqua, ma di essersi ritrovato con un superalcolico e avanzi inequivocabili alle quali avrebbe reagito afferrando un tubo e colpendo De Luca. Ma per gli investigatori il ragazzo è arrivato nel casolare del vicino di casa già armato di quel tubo usato per uccidere. Secondo i familiari della vittima si sarebbe trattato di una rapina, ma gli inquirenti non sembrano convinti neanche di questa versione. Resta da chiarire il buco di 12 ore fra l'omicidio e il momento in cui il ragazzo si è costituito a mezzanotte, i messaggi partiti dal telefono della vittima ormai morta e lo spostamento del cadavere poi coperto con alcune buste della spesa. Ancora a Palermo, un quartiere, il CEP, che non collabora e la scena del crimine alterata rendono difficili le indagini sull'omicidio di Placido Barrile, freddato con 5 colpi d'arma da fuoco al viso. Adelaide Barbagallo. Un quartiere blindato, il CEP di Palermo, dove regna il silenzio dopo l'omicidio di Placido Barrile. Un'esecuzione in piena regola che a distanza di giorni si scontra con tanti non ho visto. Le poche persone accorse sul posto dopo gli spari non hanno saputo fornire elementi utili per individuare il killer. Indagini complesse, ostacolate dall'assenza dunque di testimonianze, da poche telecamere di videosorveglianza e dall'alterazione della scena del crimine.
Quando i carabinieri sono arrivati sul posto, qualcuno, probabilmente il fratello della vittima, il primo a dare l'allarme, aveva spostato il corpo di Placido Barrile, forse per verificare se l'uomo fosse ancora vivo. I carabinieri del RIS si concentrano ora sulla Smart della vittima. 5 proiettili a segno che lo hanno raggiunto al volto e alla testa. Il killer ha sparato dall'esterno o era seduto in auto accanto a Barrile. Si studia la traiettoria degli spari per comprendere la dinamica dell'omicidio. Interrogati parenti e amici, acquisite le immagini delle poche telecamere di sorveglianza della zona. La procura intanto ha disposto l'autopsia. Tra le ipotesi quella di un regolamento di conti legato allo spaccio di stupefacenti. Sotto la lente degli investigatori ci sono pure gli equilibri all'interno del CEP, dove imperversano bande di spacciatori e dove i furti d'auto sono all'ordine del giorno. Barrile in passato era stato arrestato per rapine e per droga. Potrebbe aver pagato col sangue uno sgarro in una delle piazze più calde della città che, come altri quartieri, sembra ormai fuori controllo. Mentre andiamo in onda, in prefettura a Palermo si sta svolgendo il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza per decidere appunto come rispondere agli omicidi di cui abbiamo appena riferito, ma anche ai colpi di Kalashnikov verso numerose attività commerciali. Ma ancora quasi nessuno denuncia chi pretende il pizzo. Marco Gullà. Sferacavallo, Tommaso Natale, Zen, la mafia a tappe semina terrore e paura a colpi di Kalashnikov. C'è però un altro dato che emerge: nessun commerciante ha denunciato richieste di estorsione nei mesi addietro. Dopo i primi colpi di Kalashnikov sparati il 21 marzo in via San Lorenzo contro Sisli Baikar, alcuni imprenditori di Sferacavallo hanno ricevuto le visite degli esattori del pizzo. Ma c'è di più: dopo i numerosi e plateali episodi con le vetrate dei negozi forate dai colpi d'arma da fuoco, alcuni imprenditori avrebbero addirittura cercato Cosa Nostra per la cosiddetta messa a posto. Assoimpresa è vicina alle imprese, naturalmente, col nostro sportello anti-racket e anti-usura, quindi invitiamo tutti coloro che hanno in qualche modo bisogno di avere un ascolto e di essere assistiti. Naturalmente noi siamo disponibili e ben lieti di stare vicino alle imprese che decidono di stare dalla parte della legalità. In prefettura a Palermo è in corso il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza, alla presenza anche del procuratore Maurizio De Lucia. Mafia e criminalità, i temi all'ordine del giorno. Ad Ausa la polizia ha arrestato un corriere della droga che viaggiava con 10 kg di hashish divisi in questi panetti, 100 per la precisione, nascosti sotto il sedile di guida. L'uomo con, eccoli qua, l'uomo con precedenti per traffico di stupefacenti voleva rifornire le piazze di spaccio di Catania e Siracusa. Adesso una storia che divide: ha ucciso la figlia di 5 anni a Mascalucia, poi ha finto il sequestro. Martina Patti adesso vorrebbe l'accesso alla giustizia riparativa per una riconciliazione con i suoi legami familiari, ma appunto i familiari e la procura si oppongono. In ogni caso questa richiesta fa discutere. Luca Ciliberti. È bastata la notizia per suscitare indignazione tra i familiari e nell'opinione pubblica. Eppure la richiesta di accesso alla giustizia riparativa da parte di Martina Patti, la madre che il 13 giugno del 2022 uccise Elena, la figlia di 5 anni, ne ha occultato il cadavere inscenandone poi il sequestro, riporta nella mente e nelle vene dei familiari un dolore incancellabile. La mancanza di consenso a che la Patti possa svolgere questo percorso di giustizia riparativa non è certamente dettato da una sorta di vendetta, ma è dettato da un dolore, da una cicatrice certamente insanabile che i miei assistiti e soprattutto il papà ha. La Patti solo ieri ha chiesto scusa anche al papà, contrariamente a tutte le altre volte in cui ha fatto appunto dichiarazione in aula. Per la prima volta ha chiesto scusa anche a questo padre che ha perso chiaramente un bene molto prezioso.
Il delitto è avvenuto in una villetta di Mascalucia nel Catanese. La donna, che era già separata dal marito e viveva da sola con la bambina, è stata condannata in primo grado a 30 anni di reclusione. Dopo un lungo percorso che Martina Patti ha svolto all'interno della casa di reclusione, oggi è certamente pienamente consapevole dell'atto che ha compiuto e per questo ha chiesto di poter incontrarsi con le persone a cui ha inflitto il maggiore dolore, e cioè sia il papà della piccola Elena che i nonni paterni, per poter loro chiedere perdono. Qualcuno ha ipotizzato che la richiesta di accesso ai programmi di giustizia riparativa possa essere una strategia difensiva. Alla richiesta si sono opposti il sostituto procuratore generale Agata Consoli e il legale delle parti civili, ma la decisione finale arriverà nell'udienza del prossimo 7 luglio. Vaccarizzo si butta in mare per salvare una consorella e muore annegata. La comunità carmelitana di San Giovanni la Punta è sconvolta per la tragica fine di Suor Nadir, il ricordo dei fedeli e di padre Domenico Cosentino nel servizio di Tonino De Mana. Gli abbracci, le lacrime, la commozione e anche la consapevolezza di aver perso una persona speciale. Il sorriso e la bontà di Suor Nadir Santos da Silva rimarranno nella mente e nei cuori di chi l'ha conosciuta e di una comunità, quella di San Giovanni la Punta, che non sa darsi pace. Un tragico destino l'ha strappata alla vita, morta a 34 anni per salvare 2 consorelle travolte da un'onda alta a Vaccarizzo. Suor Nadir non ha avuto esitazioni, la sua generosità l'ha portata ad un gesto estremo, quello di gettarsi in mare senza più riuscire a tornare a riva. La morte è sopraggiunta per annegamento. È un dolore composto quello dei tanti fedeli che in queste ore si stanno stringendo attorno alla comunità carmelitana. È morta una suora, Nadir. Come Nadir? Ci siamo visti settimana scorsa. Ha fatto la preghiera a me insieme alla mia sua suora, dicendo tante preghiere nella mia testa, nei miei mali. No, non può essere. Il Signore l'ha chiamata in quel momento, in quel posto, in quella occasione, per quella missione. Tramite lei, che abbiamo avuto un gruppo di preghiera Fiamma Viva, ci sono state tante conversioni e guarigioni di tante persone che erano lontane da Dio. Sconvolto anche padre Domenico Cosentino. Siamo scossi, però siamo anche pieni di speranza, perché sappiamo che lei continuerà a seguirci dal cielo e pregherà sicuramente perché la nostra fede si rafforzi. È morta giovane per salvare delle vite, allora come si può spiegare dal punto di vista religioso quanto accaduto? Lei era madre e come madre salva i figli. I funerali di Suor Nadir saranno celebrati giovedì alle 16 nella chiesa madre di San Giovanni la Punta. Saranno presieduti dall'arcivescovo di Catania, Monsignor Luigi Renna. Per la frana di Niscemi, ascoltato in procura per oltre 9 ore il sindaco Conti, che respinge ogni responsabilità e punta il dito contro i precedenti ritardi negli interventi dopo il dissesto del 97. Intanto il comitato evento franoso, quello dei cittadini, chiede modifiche al piano per demolizioni e indennizi. Gerry Italia. Ripartono gli interrogatori del pool frana della Procura di Gela che indaga sullo smottamento del 25 gennaio scorso a Niscemi, il dissesto che ha costretto oltre 1500 persone a lasciare le proprie abitazioni nella zona sud-occidentale del centro storico. Per oltre 9 ore negli uffici giudiziari è stato ascoltato il sindaco Massimiliano Conti, sentito come persona informata sui fatti. Il primo cittadino si è presentato davanti ai magistrati con un grosso faldone pieno di documenti, atti amministrativi e relazioni tecniche raccolte negli uffici comunali. Nel corso dell'interrogatorio, condotto dal procuratore capo Salvatore Vella e dai magistrati del pool che coordinano l'indagine per disastro colposo e danneggiamento seguito da frana, Conti avrebbe escluso omissioni da parte del comune sotto la sua amministrazione. Secondo quanto emerso, il sindaco avrebbe invece indicato come una delle cause del disastro i ritardi accumulati negli interventi previsti dopo la grande frana del 97, opere di consolidamento e indennizi che secondo questa ricostruzione sarebbero arrivati solo poco prima del nuovo crollo del 2026, dopo anni di rallentamenti e procedure incompiute. Nel registro degli indagati risultano al momento 13 persone, tra cui 4 presidenti della regione siciliana succedutisi dal 2010 a oggi: Raffaele Lombardo, Rosario Crocetta, Nello Musumeci e Renato Schifani, oltre a dirigenti, tecnici e funzionari della protezione civile regionale. Intanto sulla gestione dell'emergenza interviene anche il comitato evento franoso Niscemi, che chiede modifiche urgenti al programma predisposto dal commissario straordinario Fabio Ciciliano per demolizioni e ristori economici. Il comitato contesta alcuni punti del piano approvato ad aprile e chiede che venga utilizzato il termine indennizzo al posto di contributo, ritenendolo più corretto sul piano giuridico per i cittadini
cittadini che perderanno gli immobili a causa delle demolizioni disposte nell'interesse pubblico. E mentre gli interrogatori proseguono, l'inchiesta della procura entra così nella sua fase più delicata, nel tentativo di ricostruire quasi 30 anni di responsabilità, ritardi e opere mai completate. Sempre nei Cemini, poco fa si è appreso che da oggi è aperta la piattaforma per la presentazione delle domande relative alla misura del Fondo Sicilia destinata alle imprese colpite dal ciclone Harry e naturalmente, come dicevamo, dalla frana di Niscemi. L'intervento è promosso dalla Regione siciliana attraverso il Fondo Sicilia. Occorre digitare o cercare IRFIS. A Porto Empedocle preoccupazione e rabbia tra i residenti per i continui crolli nel centro storico. L'ultimo ieri con il cedimento della scala interna di una palazzina abitata di 3 piani. Davide Sardo. Certo che abbiamo paura, ci mancherebbe altro. E se non abbiamo paura che abbiamo avuto questi crolli, abbi pazienza. Sì, abbiamo dei paura veramente. Cresce la preoccupazione tra i cittadini per l'ennesimo crollo avvenuto nel centro storico di Porto Empedocle. A cedere è stata la scala interna di una palazzina abitata di 3 piani nei pressi di Piazza Vittorio Veneto. Un uomo è rimasto ferito mentre si trovava sui gradini al momento del cedimento. Una donna, bloccata nel suo appartamento, è stata invece salvata dai vigili del fuoco intervenuti sul posto. E certo che si è rischiata, anzi gli è finita bene a quella persona che era sulla scala. Gli è finita bene perché giustamente ha avuto pochissime lesioni, ma poteva succedere di più. Il boato ha richiamato in strada residenti e passanti. Adesso si cerca di capire cosa abbia provocato il crollo. Secondo i primi rilievi, l'edificio negli anni avrebbe già mostrato problemi strutturali e segni di usura. Devono essere i proprietari a intervenire. I proprietari giustamente se ne fregano anche perché non hanno la possibilità economica di poter affrontare queste spese e rischiano. Molta paura perché quando si cammina non si sa come si cammina perché non puoi passare sotto i balconi e da nessuna parte, anche con la macchina. I sopralluoghi effettuati dai tecnici comunali avrebbero evidenziato gravi criticità statiche ed il rischio di ulteriori cedimenti. L'area è stata immediatamente transennata e interdetta al transito in attesa delle verifiche sulla stabilità dell'immobile e degli interventi di messa in sicurezza. Questo a Porto Empedocle. A Siracusa ci sono invece continui disservizi idrici nella zona sud della città. I residenti sono ovviamente esasperati e all'origine le reti con la brodo, non la carenza d'acqua. Infatti SIAM, la società che gestisce il servizio idrico in città, al nostro TG, sentirete, insiste e dice la colpa non è nostra. Francesco Aloi. Ci sono tantissimi B&B, come facciano le persone a poter fare anche le altre attività? L'acqua c'è, ma si disperde lungo la strada, nelle condutture. A Siracusa, se non è emergenza, poco ci manca. Le interruzioni idriche sono all'ordine del giorno. Quando torna l'acqua è sempre veramente sporca, piena di ruggine, di terra. Considerando ora ovviamente la stagione torrida che sta arrivando, è un problema ovviamente che si andrà ovviamente ad inasprire. Ad essere colpiti sono soprattutto i quartieri della zona sud, Borgata e Ortigia in primis. Quando non c'è l'acqua è un disastro. SIAM è la società che gestisce il servizio idrico, ancora per qualche settimana però, perché poi subentrerà Retusacque. La colpa, ci dicono, è della vetustà della rete. Tubazioni vecchie che causano perdite superiori al 65%. Eppure, si diceva una volta, l'acqua è un bene prezioso. Tutti i progetti che sono stati presentati per contributi pubblici non sono andati a buon fine in quanto la SIAM è gestore solo del comune di Siracusa e non di tutto l'ATO come prevede la legge. A Palermo tornano a protestare gli ex dipendenti Almaviva. Stamattina davanti al Palazzo d'Orléans, eccoli qua, lavoratori e sindacati hanno chiesto l'attivazione del numero telefonico 116 e 117 che la Regione, ricorderete, si era impegnata a finanziare per garantire il lavoro a 230 dei licenziati del precedente call center. Da troppo tempo, denunciano i sindacati, riceviamo solo promesse dalla Regione, non si può più aspettare.
Voltiamo pagina. Cinema, un'antica tradizione siciliana, diventa riflessione attualissima sul dolore, il silenzio e all'opposto il desiderio esasperato di apparire. È La banda muta, il corto scritto e diretto da Alessia Bottone, ispirata all'omonimo racconto di Gaetano Savatteri, servizio di Desiree Ferlito. Un funerale senza musica, senza applausi, solo il peso del silenzio. È da qui che parte La banda muta, il nuovo cortometraggio scritto e diretto da Alessia Bottone, ispirato all'omonimo racconto dello scrittore siciliano Gaetano Savatteri. Ambientato nella Sicilia degli anni 30, riporta alla luce una tradizione ormai scomparsa, quella della banda muta, chiamata ad accompagnare i funerali senza suonare, in segno di rispetto per il dolore. Il protagonista Manfredi, interpretato dall'attore siciliano Piero Nicosia, si ritrova durante l'ultimo saluto a un amico immerso in una realtà che conosciamo bene, conversazioni fuori luogo, protagonismi che quasi cancellano il senso stesso del lutto. Perché oggi anche il dolore sembra aver bisogno di essere mostrato, fotografato, condiviso. Dai funerali delle celebrità ai selfie davanti alle tragedie, il silenzio sembra diventato insopportabile. E allora La banda muta non racconta solo una tradizione siciliana dimenticata, ma mette a confronto due mondi, quello di ieri dove il rispetto passava dall'assenza di rumore e quello contemporaneo dove spesso il bisogno di esserci supera persino il bisogno di raccoglimento. Il rispetto del silenzio, quello che riscontro io oggi che manca all'interno dei funerali, che sono diventati dei luoghi di network o soprattutto dei luoghi dove dire io c'ero. Ci fermiamo provvisoriamente per qualche minuto, poi il calcio per il Palermo esordio ai play-off domenica sera e per il Catania domattina la ripresa degli allenamenti. Vi aspetto. Nel Palermo si alzano i giri del motore in vista dell'esordio ai play-off che sarà domenica sera. Ieri allenamento a porte aperte al Barbera. Marco Gullà. Stasera il Palermo conoscerà l'avversario per la semifinale play-off. Al Ceravolo c'è in programma Catanzaro-Avellino, partita secca. Gli irpini, se vorranno passare il turno, dovranno necessariamente vincere. Il Palermo quindi inizia a lavorare in vista della gara d'andata che si giocherà domenica sera fuori casa. Ieri seduta d'allenamento a porta aperta al Barbera, anche se con una coda polemica da parte di molti tifosi rosanero che per entrare hanno dovuto attendere anche un'ora fuori dallo stadio a causa della registrazione in un portale per l'ingresso al Barbera. Gli ultras rosanero hanno poi abbandonato gli spalti in segno di protesta. Non sono mancati però applausi e cori per la squadra di Pippo Inzaghi. Inzaghi per la gara di domenica sera alle 20 tornerà a schierare i suoi fedelissimi. Dopo il turnover delle ultime 2 giornate, giocatori come Ranocchi e Segre torneranno titolari, così come Palumbo sulla tre quarti alle spalle di Poyampalo. Unico dubbio il ballottaggio tra Jonsen e Leduaron. E poi in difesa potrebbe essere arretrato Pierozzi con Rui Modesto titolare sulla corsia di destra a centrocampo. Giornata di riposo per il Catania, rientrato in sede dopo il ritiro domattina alla ripresa degli allenamenti in vista del sorteggio che giovedì stabilirà l'avversaria nei play-off. Marco Carli. Una giornata di pausa dopo il ritiro e in vista dei play-off. Il Catania è tornato in sede e riprenderà il lavoro mercoledì mattina. Giovedì, giornata importante perché ci sarà il sorteggio in cui si capirà l'avversaria dei rossazzurri dopo il ritorno del primo turno della fase nazionale. Teste di serie favorite dal risultato dell'andata e dal regolamento che prevede il passaggio del turno anche in caso di risultato complessivo di parità. Se passassero tutte le squadre impegnate in casa nel ritorno, il Catania nei quarti non potrebbe affrontare il Ravenna, che sarebbe la migliore delle qualificate. Se i romagnoli non andassero avanti, diventerebbe testa di serie la Salernitana ed in seguito il Renate. In bianco, nella grafica, le squadre ancora in corsa e il loro ranking. Mercoledì sera ne resteranno solo 8, fra cui il Catania, che giovedì giocherà l'amichevole con il Santa Venerina al Massimino. Intanto si è parlato molto in queste settimane del cammino delle seconde classificate al termine della stagione regolare nei successivi play-off. Su 9 edizioni, le seconde nei vari gironi hanno avuto la meglio 4 volte. Numeri, dati, scaramanzie a cui aggrapparsi che Toscano probabilmente non vuole neanche sentire. La parola per fortuna passerà a breve al campo. Da domenica anche il Catania farà sul serio. Noi ci fermiamo qui, grazie per l'attenzione, appuntamento per altre notizie alle 20. Buon pomeriggio.